Grazie Enzo, buongiorno. Io sì, qualche considerazione di carattere generale, ma poi in dettaglio delle precisazioni sul testo, ringraziando per l'ascolto che insomma, dopo diretti intervenendo può ricevere in quello che dal punto di vista del lavoro delle regioni l'unico cantiere aperto in questo momento nella sospensione dei lavori parlamentari rispetto alla modifica della 394. E allora molto volentieri volevo cogliere l'occasione per, lo diceva il consigliere Azzolini, l'agricoltura è qualcosa di fondamentale, lui diceva a prescindere dalle poche righe dedicate nel disegno di legge. Ecco, noi vorremmo rafforzare un po' la considerazione. Parto da una Giampiero Sammuri, il nostro amico presidente di Federparchi, lo scorso anno ha scritto la prefazione, un volumetto che si intitola Dizionario delle aree protette, e così lo introduce: alzi la mano chi sa cos'è un parco naturale. E lui dice: possiamo immaginare una selva di mani alzate perché tutti sanno cos'è un parco. E lui pone una domanda: ma è un fenomeno di autoconvincimento il fatto di sapere cos'è un parco, oppure è conoscenza reale? Ecco, noi riteniamo, dando ragione a questa indicazione di Sammuri, che spesso si presume di conoscere cosa sia un parco, ma in realtà occorre ancora molto per conoscere, confrontare, sistematizzare e approfondire. Così come riterrò in queste semplici considerazioni che ancora molto nel disegno di legge regionale, a nostro avviso, per quanto riguarda l'agricoltura, ci sia da fare per far coincidere la buona volontà con le singole prescrizioni. E parto da quello che è successo a livello nazionale, perché pochi mesi fa abbiamo letto su tutti i giornali un appello firmato dal WWF, dalla LIPU e da qualche altra piccola associazione, più piccola associazione ambientalista, in cui ci si soffermava su un punto che rimane irrisolto nel disegno di legge, e cioè quello della rappresentanza degli agricoltori nell'ente parco. E si diceva in questo Delia: le proposte di modifica intendono spostare il delicato equilibrio raggiunto nella legge 394 a vantaggio di coloro, cioè gli agricoltori, che rappresentano interessi locali e di settore, con una maggioranza dei rappresentanti addirittura degli enti locali e l'introduzione di un rappresentante degli agricoltori, un fenomeno criminale, perché il risultato sarebbe il prevalere di interessi particolari, soprattutto in questo momento di crisi economica. E poi si citava il tentativo di quel disegno di legge, fortemente voluto da Federparchi, di organizzare un nuovo meccanismo di finanziamento. Allora, questo, caro consigliere, è un punto che va assolutamente risolto, perché a me sembra che, tolti gli amici qui a questo tavolo con cui condividiamo da anni battaglie sull'ambiente molto incisive, gli ambientalisti, quelli che hanno firmato quel documento, siamo un po' come i geografi di quel meraviglioso volumetto che leggiamo da piccoli, ma che invece dovremmo rileggere anche da grandi, che è Il Piccolo Principe. E cioè fanno di lavori geografi. Dice: cos'è il geografo? Dice: ma è un mestiere. Ma il Piccolo Principe, quando chiede a questo signore canuto, anziano, dice: ma nel suo pianeta ci sono gli oceani? Ma dice: io non so se ci sono gli oceani. Ma ci sono delle città? Dice: ma io non so se ci sono delle città. E monti? Ma io non so se ci sono i monti. Dice: ma lei non è un geografo? Sì, ma il geografo dice, è un mestiere, è un mestiere importante. Dice: io non faccio l'esploratore, dice: io non vado in giro. Ecco, allora io inviterei gli ambientalisti ad andare in giro per i campi, a osservare l'ambiente in relazione alle modalità della sua diciamo, realizzazione, perché ambiente è anche un'idea di sviluppo. Io lo chiamo risorsa, sì, perché l'ambiente è anche un'idea di sviluppo.
è l'idea che agricoltura, paesaggio, territorio, cultura, lavoro possano fare sistema e diventare ricchezza e sviluppo. E allora non stiamo parlando di un museo, questo è un museo, ma questi uccelli sono appunto morti, sono qui per essere, sono stati classificati e servono per ragioni di studio. Noi riteniamo che solo un'agricoltura che produce fa bene all'ambiente, e se l'agricoltura deve produrre bisogna che sia riconosciuto un reddito. Allora dobbiamo lavorare in questa direzione. Il paesaggio è un po' come la musica, se non c'è chi la suona, noi non udiamo questa sinfonia. Oggi invece mi sembra che si svendino il territorio gli strumenti dell'orchestra, perché se non risolviamo il problema del risarcimento dei danni, e dobbiamo mettere anche qua dentro delle misure che possono prevedere l'abbattimento, certo la prevenzione, ma non mi si dica ancora che le gabbie risolvano i problemi. Prevediamo la prevenzione, gli abbattimenti ordinari, quelli straordinari, ma poi in alcune situazioni bisogna anche prevedere l'eradicazione. Poi ci sono dei problemi diciamo sostanziali come quelli dell'urbanistica citati. In questo paese il cemento divora 8 metri quadrati, come diceva Settis poche settimane fa su Repubblica, e di questo noi siamo preoccupati, e noi a partire dalla legge sui parchi dovremmo introdurre delle previsioni in grado anche di reagire agli orientamenti della giurisprudenza amministrativa. Caro consigliere Azzolini, io mi permetto di ricordare una sentenza del Consiglio di Stato di pochi, pubblicata in questi giorni sulle riviste giuridiche, è ancora del giugno di questo anno. Il potere di pianificazione del territorio non può impedire la realizzazione di insediamenti industriali in zona a destinazione agricola, perché la destinazione agricola ha lo scopo di impedire insediamenti abitativi residenziali e non di precludere qualsiasi intervento urbanisticamente rilevante, per cui non è esclusa la realizzazione in zona agricola di un impianto destinato a discarica. Allora, o noi diamo un valore urbanistico alle aree agricole, o noi non risolviamo il problema ambientale e neppure quello dei parchi. Quando riusciremo a fare una pianificazione che dica le zone e dei piani regolatori hanno una destinazione urbanistica permanente e non si modifica fino a prova contraria, cioè quando c'è una valutazione politica che non sia possibile localizzare in altro luogo una discarica, una strada. Questa regione, lei me lo insegna, fino a poche settimane fa è stata devastata dall'insediamento in aree agricole di impianti di energia rinnovabile, senza che ci sia stata un'attenzione alla pianificazione, dentro e fuori dai parchi. Un documento di Lega Ambiente, credo che sia stato l'amico Nicoletti qualche tempo fa, diceva: per non scomparire dalla mappa delle cose utili i parchi debbono essere oggetto di un percorso riformatore. Allora questo percorso riformatore va spinto fino in fondo, perché i parchi si fanno morire per riduzione di risorse, ma anche per la perdita di reputazione. Io proverei nei parchi che sono inseriti nel documento così a immaginare un referendum nella popolazione. La domanda che pongo io a voi: siamo sicuri che ci sia un orgoglio delle comunità di vivere nel parco, per rispondere a quello che diceva l'amico Sanna? Cioè oggi chi vive nel parco è orgoglioso. E io, conoscendo, io sono toscano, sono i miei parchi, direi di no. Faccio solo un esempio di un parco per dire: consiglieri, voi che avete posto questo problema, cercate di evitare i problemi all'agricoltura che in altre aree del paese si stanno evidenziando. Io cito il mio perché ormai l'ho messo nel mirino, no? Parco di Milenino San Rossore. È una questione aperta da qualche mese. Cosa sta succedendo? 3 casi. Allora, un agricoltore 18 mesi fa ha presentato una domanda all'ente parco per pascolare con le pecore
nelle aree libere. È 18 mesi che il biologo del parco ha bloccato la domanda perché deve certificare la compatibilità con la presenza dei daini. 18 mesi. Il secondo caso, un agricoltore ha costruito un ricovero provvisorio per gli animali, sempre per le pecore, ma la struttura in legno è più alta di pochi centimetri. In legno, sequestro della struttura. Sequestro della struttura, quindi demolizione e nuova costruzione, 20.000 euro il disagio per l'agricoltore, che sottoposto ad una verifica dell'ASL ha dovuto portare fuori diciamo, dall'ambito della stalla il piccolo diciamo, ambito dove deve conservare il latte, perché le condizioni HCCP non gli consentono di lavorare nello stesso stabile. Intervento del parco: dobbiamo demolire il manufatto perché non autorizzato. Terzo caso, sempre di queste settimane, un allevatore subisce continui furti e conduce nel parco una piccola casetta montata su ruote e prevista di limone per il traino. Guardia del parco, nuova contestazione, abuso edilizio. Ora, per far questo c'è bisogno solo di una cosa, che ci sia quantomeno un agricoltore, no, nell'organo che gestisce questo parco. Perché non è pensabile che diciamo, si debbano assediare le amministrazioni in un paese in cui le legalità sono ben diverse. Noi vorremmo celebrare il successo dei parchi, l'orgoglio di vivere nei parchi in relazione a risultati diversi. Quando magari si taglia il nastro per l'inaugurazione di nuove botteghe degli agricoltori, quando si creano delle filiere sul territorio, quando si aprono agriturismi. Domanda: c'è differenza, qui ci sono molti sindaci, anche il sindaco che ci ospita, c'è differenza quando apre un mercato di vendita diretta degli agricoltori e quando apre un supermercato di una grande catena di distribuzione? Forse non è vero che si rianimi il lavoro della campagna, forse non è vero che giovani e più anziani si trovano a scoprire nuove occasioni di lavoro guardando alla tradizione, che si innesta un circuito positivo nell'economia locale. E ce lo diceva proprio sul Sole 24 Ore Sartori qualche tempo fa. Noi alle nuove generazioni dobbiamo tornare a dare un'istruzione tecnica, una specializzazione collegata all'economia verde. Allora l'economia verde non si fa quando apre un supermercato dalla grande insegna, ma si fa quando apre un piccolo negozio degli agricoltori. Abbiamo pensato in questa legge a prevedere le botteghe nei parchi? Io dico le botteghe degli agricoltori, ma se ci fossero gli amici dell'artigianato, anche la grande manifattura legata ai territori. Non ci sono queste norme, pensiamole. Io ho detto ringrazio per l'ascolto, quindi sono qui per dire le cose che riteniamo utili. E allora, e termino con qualche indicazione più precisa. Gli enti di gestione, nel concordare con quello che diceva Sanna, allora in questo momento forse non abbiamo le ricette per rimettere le mani, no, al cosiddetto federalismo. Però se è in discussione, io per esempio sono contrario personalmente all'abrogazione delle province, però non possiamo in un disegno di legge di cui si discute omettere del tutto questa indicazione. Ecco, sono dell'avviso che l'ente parco può essere un prototipo di un nuovo ente di area vasta, ma se assume una caratterizzazione autonoma, cioè noi non possiamo obliterare del tutto il discorso sul futuro delle province e soprattutto sulla semplificazione organizzativa. Allora, a me sembrerebbe che i parchi debbano avere un unico coordinamento in un territorio, salvo avere una gestione politica autonoma, perché occorre parlare sia di semplificazione del modello di governance, sia dello stesso modello organizzativo dell'ente. Ma insomma, se sono i sindaci a rappresentare i parchi, che senso ha la comunità del parco?
Cioè, diciamo, in alcuni passaggi il provvedimento mi è sembrato ingessare veramente, diciamo, una flessibilità anche nei confronti dei cittadini e delle imprese. Il programma, articolo 6, non si legge alcun raccordo con l'esercizio delle attività agricole e le misure del piano di sviluppo rurale. Ora il programma dice ma è tecnico-scientifico, allora su questo intendiamoci, e non è obbligo intendersi e condividere, ma il nostro punto di vista, la biodiversità è legata a quelli che vanno in giro, e ci vado anch'io, col binocolo a guardare questi uccelli prima che muoiono, o è legata al lavoro degli agricoltori? Perché se noi apriamo un mercato di vendita diretta, noi diamo una mano a chi fa un'agricoltura più territoriale, magari sostituiamo le rotazioni, abbattiamo il problema delle aflatossine, riduciamo il carico dei nitrati e guardiamo a un rapporto degli agricoltori con le stagioni, con piccole produzioni, valorizziamo il chilometro zero. Allora forse un agricoltore che partecipi al programma anche di carattere tecnico-scientifico dei parchi non è fuori luogo. E perché non procedere nella programmazione delle attività anche a delle filiere agroecologiche? Perché il sindaco del comune di Quarto d'Altino non può organizzare per le mense del proprio comune un percorso anche gastronomico che sia legato all'agricoltura del parco? Queste, diciamo, sono cose che è possibile fare se consideriamo il parco un'infrastruttura, non soltanto teorica, immateriale, ma anche di gestione economica del territorio. Perché non prevedere in questa legge delle convenzioni con gli agricoltori per la manutenzione e la valorizzazione dei luoghi? Oggi c'è la priorità del lavoro, come l'esponente della CGIL raccontava prima, però spesso la manutenzione affidata agli stessi agricoltori proprietari e soprattutto residenti nei luoghi può portare a dei risultati ben più efficaci. E l'articolo 8, il comitato tecnico scientifico, insomma, uguale, e il piano del parco, che era l'ultima norma che ho letto con qualche attenzione. Ecco, in questa sede introduciamo delle prescrizioni di controllo del consumo di suolo e poi diamo un ruolo effettivo agli enti locali in relazione a penalizzare e promuovere. Cioè, pensiamo a questo fisco. Noi abbiamo fatto tutta la campagna elettorale sull'IMU, no, nel bene e nel male io non entro, però credo che sia importante oggi pensare al fisco. Noi dobbiamo essere in questo caso ben consapevoli che pagare le tasse sia un dovere fondamentale per ciascun cittadino e i proventi devono essere ben amministrati nell'interesse generale. Allora, un ecofisco. Ora, se un sindaco ha la possibilità, e sempre di più dovrà avere la possibilità di gestire le risorse fiscali per premiare o per penalizzare, leghiamolo anche alla defiscalizzare il lavoro in area protetta. Giustamente nell'ambito dei proventi fiscali di competenza degli enti locali. Se si assume un giovane, se non criminalizziamo queste nuove forme come i voucher di flessibilità del lavoro, giovani, anziani, cerchiamo di ridurre il carico fiscale per chi lavora. E da questo punto di vista riconosciamo le competenze agli enti locali in grado di promuovere gli insediamenti sul territorio. Credo che veramente noi dobbiamo dare continuità a ciò che riteniamo desiderabile. Se per noi l'agricoltura è come lo ricordava il consigliere Azzolini, una cosa fondamentale, un nodo cruciale, la spina dorsale, cerchiamo preventivamente di dare tutti i riconoscimenti tecnici, organizzativi e gestionali perché gli agricoltori possano continuare a svolgere il loro lavoro. Grazie.